Benvenuti all'Almanacco e buona domenica. Oggi è il 19 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.44. La luna si leva alle 10.15 e cala alle 23.18. Oggi è il giorno di Sant'Arsenio il Grande. Il nome Arsenio affonda le sue radici nel greco Arsenios e porta con sé un significato di forza e vigore. Vuol dire infatti virile o coraggioso. Oggi, il 19 luglio, negli Stati Uniti si festeggia la giornata nazionale dedicata all'hot dog. Sebbene sia il panino simbolo della cultura street food americana, le sue origini sono europee. Le celebre salsicce Frankfurter infatti nacquero in Germania nel XIII secolo, per poi diffondersi a Vienna nel 1700, prima di conquistare i palati oltreoceano. Compie oggi 60 anni Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, storico e accademico che prima di guidare la capitale fu figura di rilievo nelle istituzioni europee. Ha ricoperto il ruolo di ministro dell'economia e delle finanze portando la sua esperienza dai banchi dell'università a quelli del governo. Auguri anche al 79enne Brian May, leggendario chitarrista dei Queen. Fondatore della band nel 1970 e la mente dietro gli inni immortali come We Will Rock You. May è l'esempio perfetto di come arte e scienza possano convivere. Ha infatti conseguito un dottorato in astrofisica, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire le proprie passioni. E infine buon compleanno al ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, che oggi festeggia i suoi 77 anni. Protagonista della televisione italiana da Canzonissima a Drive-In, ha formato generazioni di ballerini. Al suo fianco da una vita la moglie Carmen Russo, conosciuta proprio dietro le quinte televisive. Il 19 luglio 1992 accadde la strage di Via D'Amelio. Una ferita indelebile nella storia italiana. Alle 16.58, a soli 2 mesi dalla strage di Capaci, infatti un'autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Agostino Catalano, Walter Eddy, Cosina, Manuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Vincenzo Limuli e Claudio Traina. L'eredità di Falcone Borsellino continua a vivere nel coraggio di chi combatte ogni giorno la criminalità organizzata. Soffrite di iacanofobia? Non è uno scherzo, si tratta della paura irrazionale delle verdure. Il termine deriva infatti dal greco iacan, vegetale, e può manifestarsi davanti ad un semplice broccolo o ad un carciofo. Se stasera non avete proprio voglia di minestrone, potreste provare ad usare questa scusa scientifica, ma dubito che funzionerà con le mamme siciliane. Buona domenica! Concludiamo questo fine settimana di luglio dando uno sguardo a come si muovono i pianeti e ai preziosi consigli delle stelle per oggi. Ariete. Una domenica all'insegna del dinamismo. Avete ancora tanta energia da spendere. Assecondate la voglia di esplorare e di stare in mezzo alla natura. Toro. Parola d'ordine, staccare la spina. Oggi bandite ogni pensiero legato al dovere e concedetevi il lusso di non fare assolutamente nulla. Gemelli. Siete carichi di entusiasmo e fascino. Ottima giornata per i single che vogliono fare incontri interessanti o semplicemente per divertirsi tra amici. Cancro. Sentite il bisogno di ritagliarvi un angolo di pace tutto vostro. Una buona lettura o un bagno rilassante faranno miracoli per il vostro umore. Leone. Il cielo brilla per voi. Sarete i veri animatori della domenica, capaci di portare allegria e soluzioni brillanti ovunque decidiate di andare. Vergine. È il momento di mettere da parte la razionalità. Ascoltate di più il cuore e lasciatevi andare a un gesto spontaneo verso chi amate. Bilancia. Una splendida armonia avvolge la vostra vita sentimentale. Sfruttate questa domenica per fare progetti importanti a lungo termine con il partner. Scorpione. Sarete particolarmente magnetici e misteriosi. Qualcuno cercherà di leggervi dentro, ma svelerete i vostri pensieri solo a chi merita davvero. Sagittario. La luna vi regala un grande senso di libertà. È la giornata perfetta per pianificare un viaggio o per fare qualcosa di completamente insolito. Capricorno.
Ottimo momento per rigenerarsi in vista della nuova settimana. Dedicate la serata a una cena tranquilla e circondatevi solo di affetti sinceri. Acquario. Siete aperti al dialogo e al confronto. Se c'è stata un'incomprensione nei giorni scorsi, oggi troverete le parole giuste per fare pace. Pesci. Una domenica magica e sognante. Sarete guidati da una fortissima intuizione. Fidatevi delle vostre sensazioni, non vi deluderanno. Buona domenica a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani per iniziare insieme una nuova settimana. Corea del Sud, Italia 2002, il caso di Byron Moreno. Il 18 giugno di quell'anno, con strascichi polemici che durarono per settimane, si consumò uno degli arbitraggi più controversi della storia del calcio. L'arbitro equatoriano Moreno, con espulsioni discutibili e gol annullati, favorì l'eliminazione degli azzurri di Trapattoni. Anni dopo, la cronaca nera si occupò nuovamente di lui per vicende legate al narcotraffico, confermando un personaggio decisamente sopra le righe. In inglese, quando qualcosa vi sembra familiare, si dice to ring a bell, letteralmente suonare una campanella. Se un nome o un racconto vi dice qualcosa ma non ricordate esattamente dove l'avete sentito, potete dire that name rings a bell. Vladimir Majakovskij, il poeta della rivoluzione e del futurismo. Conosciuto con la tempra di chi ha dovuto lottare fin da bambino, Majakovskij portò nella poesia la forza del cubo-futurismo e una passione travolgente. Personalità tormentata e ribelle, visse in contrasto con le rigide regole dei regimi del suo tempo, lasciando un'impronta indelebile nella letteratura russa prima della sua tragica fine. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non serve a niente una porta chiusa, la tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare. E dunque apriamo le porte e le finestre al sole di questa domenica di luglio. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi e vi aspetto domani puntuali per un'altra pagina del nostro almanacco. Una buona giornata e buona domenica dalla vostra Jaire.